Family Express, pronti a partire, 4 tappe da sogno, tutte da scoprire. Da Bologna nella finestrella di Via Piella, San Marino nelle sue botteghe sino al passo delle streghe. Poi Rimini con l'arco di Augusto, Rotondo sino a Castel Sismondo. E ancora Ravenna con i mosaici UNESCO all'itinerario dantesco. Ciao a tutti, esploratori. Oggi siamo nel cuore di Bologna per vedere la Torre Garisenda e quella degli Asinelli, che è la torre medievale pendente più alta del mondo ancora in piedi. La Torre Asinelli è alta 97 metri e ha 498 scalini, mentre la Garisenda, più bassa con i suoi 47 metri, è famosa per la sua pendenza ancora più accentuata, causa di un cedimento del terreno durante la costruzione nel XII secolo, ed è stata menzionata più volte da Dante nella Divina Commedia. Ci sono alcune leggende a riguardo. La leggenda del tesoro degli Asinelli narra di un umile contadino di nome Asinelli che trovò un tesoro. Questo tesoro permise alla sua famiglia di costruire la torre più alta di Bologna per amore di una ragazza. Poi abbiamo anche la leggenda del vaso rotto. Parla di una superstizione di un vaso spezzato posto in cima alla torre, simbolo della capacità della città di risolvere i conflitti, ma che nessuno ha mai visto davvero. Un'altra leggenda narra della famosa credenza che gli studenti universitari non debbano salire sulla torre prima della laurea, o non si laureeranno mai. Purtroppo oggi abbiamo trovato tutte e due le torri chiuse e non visitabili. Ecco come si presenta la Torre degli Asinelli al suo interno. In origine c'erano molte di più torri, fino a 101 nel Medioevo, costruite per prestigio e difesa. E oggi ne restano circa una ventina, anche se molte sono state abbattute o accorciate, come la Torre Conforti, Artemisi e Riccadonna. In questo modellino possiamo vedere come poteva presentarsi la città di Bologna con le sue numerose torri.